Buonasera e bentornati a questa nostra trasmissione speciale dedicata ai paesi di Verona, come avete già visto durante la prima parte insieme a Davide Peccantini. Oggi ci siamo trasferiti a Sona e a Lugagnano e quindi abbiamo visto un po' la storia insomma insieme a Davide, alcuni aneddoti molto particolari, molto curiosi che ci hanno fatto sorridere. Adesso però andiamo a vedere alcune particolarità architettoniche e artistiche che ci ha già anticipato un po' Davide, ha dato l'assist a Francesco e quindi adesso salutiamo, diamo il benvenuto anche a Francesco Castioni. Buonasera Francesco. Buonasera Giorgia e buonasera a tutte e a tutti. Allora Davide ha cercato di farti un assist prima, poi non sapeva, ha parlato di un dipinto all'interno della chiesa di Lugagnano, di Sona, però adesso vediamo se poi ne parlerà, insomma vediamo, lo scopriremo insieme. Però da quanto so oggi partiamo sempre da una villa, insomma adesso stiamo andando a visitare i paesi di Verona e anche le loro ville. Precisamente Giorgia, allora ho deciso di fare una scelta un po' particolare, cioè di non andare a parlare sempre soltanto magari delle chiese parrocchiali, perché tendenzialmente quelle sono già aperte al pubblico, voglio dire, se un abitante di quella zona può andarle già a vedere, preferisco magari parlare di qualcos'altro, di qualche altra gemma, di qualche altra curiosità che si può trovare con maggiore difficoltà all'interno di un territorio, e per questo andiamo giù di ville. Le ville di solito, a parte essere molto identitarie di una località, sono anche non sempre aperte al pubblico, ma ovviamente Villa Trevisan fa eccezione. Allora perché? Perché effettivamente questa villa viene costruita durante l'Ottocento, rinnovata in realtà poche decine di anni fa, e oggi, dopo essere stata appunto una casa padronale bellissima sulla collina del paesino di Sona, è un asilo nido, che è una cosa dolcissima. Sì, allora mi ha fatto molto sorridere pensare che voglio ancora vedere un video in cui un'amica dell'assessora alla cultura di Sona diceva, caspita, un'amica inglese, era stupita di questo fatto perché pensa ai bambini che nascono che vivono in questa bellezza, che hanno gli occhi pieni di bellezza e di meraviglie. È come darle torto. Prova a pensare a un bambino che nasce e cresce all'interno di una villa, che tipo di persona può diventare? Mi immagino che gli siano dati tutti gli strumenti per poter apprezzare a sua volta la bellezza e farla diventare parte di sé. Cioè, a questo punto mi piace pensare che la villa non sia più soltanto il bene, no, quella grande costruzione meravigliosa che vedi là in cima alla collina, che ci abita quella famiglia particolare che mai non saprai nemmeno chi sono. No, è il tuo asilo. Di più, Villa Trevisan durante l'estate veniva, fino a pochi anni fa ormai, è utilizzata per concerti, spettacoli e laboratori, quindi a maggior ragione è un evento, è un luogo che ospita eventi, è un luogo aperto alla cittadinanza, è un luogo che proprio diciamo così, è permeabile, permette l'apporto, permette una creazione culturale, una creazione di vitalità all'interno di Sona, del paesino di Sona, e questo lo trovo eccezionale, veramente straordinario. Beh, veramente meraviglioso, devo dire, proprio bello, non me l'aspettavo, veramente molto, molto interessante. Bene, andiamo avanti allora a questo punto. Sì. Siamo partiti benissimo, adesso possiamo solo migliorare, cioè possiamo andare avanti. Alziamo i nostri standard. Esatto. Sì, volevo anche giusto dirti questo, Giorgia. Visto che Sona si compone della, diciamo così, città di Sona più altre frazioni, ho voluto parlare di qualche chicca, di qualche gustoso dettaglio di tutte le frazioni. E adesso scommetto che parleremo della gustosissima Palazzolo. Palazzolo, guarda, come sempre mi cogli un po' alla sprovvista, sai che io non sono espertissima delle frazioni dei paesi di Verona, ma ti ascolto con molto piacere. Allora, in due parole fondamentalmente, Palazzolo è veramente un'altra chicca, un'altra gustosa località all'interno del comune, del territorio di Sona, perché già il nome stesso Palazzolo indica la sua antichità. Voglio dire, che cosa ci faceva un palazzo, un palazzolo, un piccolo palazzo, più o meno a metà strada fra Verona e il lago di Garda? Beh, parrebbe che effettivamente l'etimo l'origine di questa parola derivi dal longobardo ed indichi proprio la presenza di un'antica
chiesa o forse, ma non si sa, un antico tempio romano dove oggi sorge la pieve di Santa Giustina, che Ecco qua. adesso, perfetto, la pieve di Santa Giustina che allora oggi la vediamo come, a parte immersa in questo paesaggio incantevole, veramente incantevole, in cima a questa leggera collina, un po' spostata rispetto all'abitato di Palazzolo, però immersa veramente nel verde, quasi isolata, sembra un miraggio quando te la trovi davanti. Chiesa che a sua volta appunto viene costruita su un'antichissima chiesa longobarda, ancora precedente, di cui ancora si ritrovano degli elementi sparsi qua e là nella costruzione sia della chiesa che del campanile. E questo è estremamente affascinante ed importante, perché non soltanto indica la presenza di popolazioni appunto longobarde in quell'area del territorio, ma indica anche la continuità del culto, la continuità della presenza umana di Palazzolo. Per di più, la stessa dedica a Santa Giustina è stranissima ed estremamente affascinante, perché in due parole, Santa Giustina è una santa che è vissuta più o meno nello stesso periodo di San Zeno. Mm. E parrebbe, ma questo è ancora da definire, ma voglio lanciarvelo perché è meraviglioso, che ci sia una pieve dedicata a Santa Giustina nell'ovest, profondo ovest veronese, cioè appunto a Palazzolo, e ce ne sia un'altra nella Val di Lasi. E sembra che questi due poli, all'epoca di San Zeno, siano stati proprio i centri propulsori, diciamo così, i punti da cui si è raggiato l'evangelizzazione del territorio di Verona. Ah, Quindi pensa. quella che vediamo oggi è veramente un luogo di importanza straordinaria per la storia e per la cultura della nostra città e della nostra provincia. Non ci fossero state queste due, probabilmente la storia sarebbe stata abbastanza diversa. Pazzesco, pazzesco. Tra l'altro abbiamo anche una foto dell'interno della chiesa. Ed è fantastico anche questo perché la pieve, la chiesa di Santa Giustina è stranissima perché vedete le due absidi? Ecco, è rarissimo trovare una chiesa con solamente due absidi. Di solito si va diciamo con un numero dispari. Possono essere un'abside, tre absidi, cinque absidi. Bene, in questo caso invece ne abbiamo due. Perché? Perché siamo ancora in un periodo un po' di sperimentazione, diciamo così, dello stile romanico. E in questo periodo, e questa proprio Santa Giustina è la dimostrazione del fatto che ancora si stava cercando di capire bene come gestire una costruzione, soprattutto in periferia, soprattutto in un luogo appunto come Palazzolo. Qui le absidi hanno un doppio significato importantissimo perché dicono la prima è, diciamo così, il luogo dell'altare, il luogo del tabernacolo, il luogo più sacro di tutta quanta la chiesa. Ma l'altra abside è a sua volta fondamentale perché ospita il fonte battesimale, che è Ah, quello che rende la pieve straordinaria e importante. Cioè una pieve era una costruzione, una chiesa di campagna dove si poteva battezzare. Ok? capisco. Sì, Non sì. esistono altre chiese all'esterno della città di Verona, o meglio, non esistevano. Tutte le altre chiese non potevano battezzare, come San Giorgio non aveva il diritto di battezzare, la chiesa di San Massimo non aveva il diritto di battezzare, soltanto le pievi o la chiesa del Duomo. Ah, ecco. Quindi capite qual è l'importanza di questa chiesa? Eh sì. Soltanto lì effettivamente tutta la popolazione poteva, diciamo così, iniziare la propria vita cristiana. Pazzesco, anche questo super interessante. E allora passiamo a un'altra villa, giusto? O sbaglio? Esatto, ad un'altra peculiarità. Adesso ci spostiamo a San Giorgio in Salici. Di San Giorgio in Benissimo. Salici ci sarebbe, sì, è vero, sembra di essere in Toscana per la dolcezza delle colline, per le meraviglie dei movimenti, esatto, terrestri, ma soprattutto c'è la villa dei Giusti da Giardino, che in realtà è nata in proprietà Spolverini. Allora, lasciatemi intanto mettere un veloce cappello su questo ragionamento. La villa di campagna, l'abbiamo visto, lo vedremo poi un sacco di altre volte, è un luogo sia di lavoro che di piacere. E infatti anche la stessa villa, la Villa Giusti del Giardino, Trevisan, Villa Giusti del Giardino Spolverini nasce bene o male come luogo di lavoro e infatti in questa bella foto si vede proprio sia il corpo padronale, quello dove c'è la loggia, no? Dove vedete quel bel ingresso con la doppia rampa, che è la parte nobile, la parte più bella, la parte più elegante dell'edificio, sia sulla sinistra la parte invece dedicata alle barchesse, la parte dedicata ai lavori. Bene, in questo caso
l'ingresso, l'incontro fra la villa padronale, quindi la parte di piacere, di svago, di divertimento, e la parte lavorativa si inserisce in un contesto naturalistico di una bellezza straordinaria, veramente rara. Addirittura l'accesso alla villa, che è circondato da dei pioppi, viene detto il tunnel dell'amore. Da Ma tanto è pensa. bello, da tanto è romantico. Sì, da tanto è romantico. Questo è un'altra, veramente chicca, un'altra meraviglia della stessa Villa Spolverini, poi dal giardino. Allora, purtroppo oggi è privata, cioè purtroppo, oggi è privata, oggi è chiusa al pubblico, ma per eventi eccezionali viene aperta. Se non ricordo male, un anno o 2 anni fa, il FAI Giovani di Verona, l'aveva aperta per permettere l'accesso agli interni per vedere appunto com'era la corte ed altre meraviglie d'intorno. Un'altra giornata che è stata un successo enorme per la quantità di persone che volevano godersi il luogo, e vi assicuro, e se non mi credete va benissimo, andate a vedere voi stessi, che la zona merita almeno un picnic. Beh, allora invitiamo tutti quanti, quelli che volessero andare a fare un picnic, adesso che si può andare, che ci si può spostare abbastanza liberamente, direi che l'invito insomma è d'obbligo. E allora adesso passiamo invece a una persona, a uno scultore. Precisamente, mi sono abbastanza rotto la testa per pensare a Lugagnano, e sinceramente fino a ieri, cioè fino a quando abbiamo parlato con Davide, pensavamo di parlare della chiesa, perché insomma la chiesa di Lugagnano, la seconda più grande di Verona dopo Sant'Anastasia, questo meraviglioso ciclo di affreschi all'interno, e poi ho voluto fare una sorpresa a Davide. Perché mi sono reso conto che a Lugagnano non c'è soltanto la parrocchiale enorme, ma c'è di più. A Lugagnano è nato il signor Mario Sallazzari, che purtroppo non notissimo ai giorni nostri, in realtà ha costruito una marea di statue che ancora oggi sono molto rilevanti, molto importanti all'interno della città di Verona. Allora, sono partito, peraltro anche lui ha avuto una vita eccezionale, questo Mario Salazzari, perché nasce bene o male nel 1906, quindi ha 20 anni, quando bene o male l'Italia è all'interno pieno del regime fascista. Anche lui ovviamente bene o male collabora con quel periodo, collabora con il fascismo, e infatti si vede molto bene questo nella costruzione di alcune statue che tra poco vedremo. Sì. Ma di più, nel 1943 Mario Salazzari decide di cambiare completamente, diciamo così, fronte di combattimento, e si unisce ai partigiani. Non solo si unisce ai partigiani, ma addirittura diventa comandante di un gruppo, diciamo così, di una formazione partigiana, e grazie con l'aiuto di altri colleghi, di altri partigiani, riesce a compiere alcune operazioni militari anche all'altezza di Velo Veronese. Viene catturato, torturato, torture sevizie che lo portano a perdere l'uso della mano destra, che come capite per uno scultore è abbastanza importante. Sì. Nonostante questo, dopo la liberazione, riesce appunto a evadere dal carcere, dove era stato condannato a 30 anni appunto di carcere. Riesce ad evadere, fa parte del movimento appunto della resistenza anche al di fuori della seconda guerra mondiale, e poi inizia a costruire altre opere anche per ricordare quel momento, ed è quello che voglio farvi vedere nella carrellata di foto che vi faccio vedere. Allora, parto da un momento iniziale. Questa è una copia della chiesa di San Zeno, e si vede meravigliosamente il lavoro che ha fatto con il portale di bronzo. Queste formelle, queste 24 formelle, sono storie dell'Antico e del Nuovo Testamento che riprendono l'idea, ok, del portale di San Zeno, ma con forme completamente nuove, completamente novecentesche. Quando sono andato a fare un sopralluogo per andare a vedere questo portale, sono rimasto per mezz'ora ad ammirare veramente come le nuove idee avessero mantenuto una tradizione, un legame quindi con l'originale porta bronzea di San Zeno, ma dall'altro punto di vista l'abbiano completamente innovata. Per cui hanno tenuto la stessa forza espressiva, ma con forme, con un linguaggio completamente diverso. E davvero sono rimasto a guardare cosa vuol dire fare scultura a Verona. Ecco, Mario Salazzari, secondo me, è stato quello che è riuscito a interpretare meglio il passaggio dell'arte dal romanico, perlomeno dalla tradizione veronese più antica, alla modernità, all'innovazione, pur rimanendo comunque anche abbastanza formale, abbastanza, come dire, seguire gli schemi
in altre grandi opere come i famosi ponti, il famoso gruppo scultorio del Ponte della Vittoria. Ecco, se passate da Ponte della Vittoria, ricordatevi che le due statue, scusatemi, i due gruppi di statue verso la città, verso la parte antica della città, sono di Mario Salazzari. Quindi quando passate davanti a questi due enormi, questi due monumenti veramente alla vittoria di Vittorio Veneto, ecco, anche queste le ha fatte Mario Salazzari. E queste le ha finite nel 1941 su commissione appunto del regime fascista. Dall'altro canto abbiamo invece la costruzione commissionata dal CNL del 1947, 27 aprile 1947, che secondo me è un altro piccolo grande capolavoro del nostro Salazzari, cioè la statua del partigiano. La statua del partigiano che si trova in Piazza Bra, quindi è una delle statue nel posto più glorioso di tutta quanta Verona. Ahimè un pochino dimenticata perché rispetto alla statua di Vittorio Emanuele II a cavallo è un po' più piccola, è un po' più nascosta, diciamo così, fra le fronde, ma se la guardate ha un pregio artistico enorme. Di nuovo, anche qua Mario Salazzari prende il passato e lo reinterpreta come? Prendendo le forme del Davide di Michelangelo, ma togliendogli un po' di, come dire, di scuola, un pochino di maniera. Si vede effettivamente l'impronta del Davide di Michelangelo, si vede, caspita, lo sguardo fiero di questo ragazzo, si vede la sua composizione fisica, cioè si vede che è un uomo molto resistente, molto forte, ma di contro è un uomo contemporaneo, è un uomo con i pantaloni, è un uomo con il mitra, è un uomo che ha lasciato da parte quasi, diciamo, la bellezza per tenere soltanto l'intensità della forza del partigiano, del David, contro il Golia nazifascista, che di nuovo, vista in questo modo, è un'opera straordinaria, che ho voluto peraltro tenere in chiusura, visto che pochi giorni fa è stato il 25 aprile. Hai fatto benissimo, infatti. Ci sta proprio, è cascato proprio a fagiolo, quindi devo dire che, insomma, veramente ci hai portato alla scoperta di veramente delle particolarità, dei gioiellini, come sempre, del territorio, Francesco. E quindi noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento allora la settimana prossima con Bussolengo. Precisamente, e non vedo l'ora di scoprire qualcosa di affascinante da portarvi anche per la settimana prossima. Anche noi. Grazie Francesco, alla prossima. Ciao. Grazie a Giorgia, grazie a tutte e a tutti, a presto. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento quindi alla settimana prossima. Parleremo, come abbiamo già anticipato, di Bussolengo e allora noi vi auguriamo una buona serata.